Buongiorno, ben trovati a questo primo appuntamento con la cucina di Furlan, uno dei primi appuntamenti perché ne seguiranno degli altri. Allora, buongiorno Ennio, ciao. Buondì. Come siamo? Buongiorno a tutti. Bene. Sì? Ok. Senti una cosa, visto che insomma tu sei un grande conoscitore di erbe, di funghi, una vita passata in cucina, no? In questi appuntamenti ci farai conoscere un po' la tua cucina e le tue conoscenze. Beh sì, certamente, sono un altro territorio, ecco proprio. Questa Vabbè, insomma. è una malattia, no? È una malattia, ok. Oggi, in questo appuntamento, in questo primo appuntamento, cosa ci fai vedere? Adesso è maggio, è il pieno della fioritura, no? Dunque Ok. andiamo con le marmellate. Cioè, diciamo che marmellata si può definire solo un prodotto fatto con agrumi, ma noi friulanamente diciamo marmellate, è più corretto dire confettura. Confettura. No? Confettura di mele, la base è mela, che poi noi andremo ad aggiungere i vari petali commestibili che la natura ci dà. Quindi mela, zucchero. Sì, il limone, un pizzico di limone, no? Sì, si va avanti nella cottura, poi naturalmente tutti i petali, diciamo delle rose, dei papaveri, della cacia. Allora, in questo caso, questo lo riconosco perché è un papavero. C'è il papavero. È facile da riconoscere, no? Sì. Che si trova in questo periodo. Sì, adesso è una fioritura completa, proprio ben bella fioritura. Questo che mi incuriosisce È invece. salvia, questa è salvia. Questa è la salvia. Questa salvia spontanea, no? Salvia pratensis, quella che troviamo in Sono giro curioso per i di nostri. sentire l'odore. Beh, è un buon odore. È un buon odore, sì. Poi c'è la cacia naturalmente. Ma no? quindi questi fiori si possono usare anche come guarnizione? Sì, è uno che fa piacere, oggi va di moda sempre più questo guarnire anche con petali secchi, no? Onde evitare problematiche, vengono prodotti da varie aziende, specialmente da aziende austriache che sono all'avanguardia, e per guarnizione mette questi petali secchi, ma nulla di migliore nel momento buono, nel clou, no? Da usare quelli freschi. Ok, allora papavero abbiamo detto, salvia. Sì, la cacia. La cacia che è una pianta velenosa, la cacia, ma noi non è che la mangiamo, non siamo castori, non andiamo a rosicchiarla. Dunque, Ma con la cacia cosa si può fare? Oltre alla marmellata? Ma il grappolo diciamo viene mangiato, ma penso da tutti, fritto, no? Fanno una pastella fritto. e lo fanno fritto. Sì, diciamo che non mangiando la parte legnosa, dunque non ci crea dei problemi, ecco. Ok. Viene mangiata. Diciamo, Questo no? Il Il sambuco. sambuco? Il sambuco si usa anche in due momenti perché si usano i fiorellini In questo per periodo? fare A maggio, lo sciroppo, diciamo. sì, per fare sia lo sciroppo di sambuco che questo abbinamento con la marmellata di mela, no? Oppure si usano in autunno le bacche per fare le marmellate. Però la bacca deve essere nera, ben matura, perché il sambuco, tutte le varietà che abbiamo sono tutte velenose, Sì. ma diciamo che il pericolo sta nel seme. Ma siccome quando li mangiamo i nostri acidi gastrici non distruggono il seme, noi li evacuiamo, dunque non abbiamo problemi, possiamo mangiare con tranquillità. Ok. No? Qui vediamo un Qua è un mix. porpuri, qua è un porpuri, c'è anche la calendula, qua è un Bellissimo, porpuri. hanno dei colori per veramente mare. belli. Sì. E questi? E le rose, i petali di rose. Petali di rose che sono commestibili. Io poi tra l'altro ho un carissimo amico che ha molte rose in un filare e non butta veleni. Lui almeno prima della prima potatura mi chiama, Ennio vieni, che poi lui magari si limita al verderame, no? Però onde evitare, lui mi dice sempre vieni subito perché io come poto le rose dovrò dare su qualcosa per i pidocchi almeno, no? Quindi si Però prendono... io arrivo prima e sono sicuro al 100% del prodotto che mi ritrovo. Ok, allora iniziamo a fare la Sì, certamente. Allora la marmellata, diciamo confettura, ma per comprenderci, no? Naturalmente la mela, sbucciata, tagliata a pezzettoni, non servono pezzi proprio microscopici. Ma mela va bene qualsiasi mela? Sì, Va bene? sì, o c'è, diciamo o c'è che- qualche qualità che è Ma particolarmente dopo, indicata? adesso purtroppo io non voglio essere contestatore, no? Ma con queste mode moderne ognuno dice una sua mela, sembri che abbia inventato non so che. Io da vecchio chef, vecchio nel senso che ho qualche anno sulla gobba, e di sicuro non penso che devo andare a comprare una tal mela per fare un prodotto. Apro il cassetto, trovo le mele che sono dentro, le uso Ok. ed ho risolto. No? Sì, perché effettivamente ci sono tantissime È chiaro, varietà di mele. È chiaro che ci sono mele molto più acquose. Ma si potrebbe utilizzare anche per dire, adesso magari io dico una stupidaggine, ma io non sono tanto del mestiere e quindi cerco di seguire e vedere, succede, anche questo insomma succede. Si possono utilizzare anche ad esempio le pere per fare al posto della mela? Sì, non c'è problema, cioè la marmellata si può fare con qualunque, no? Sì, confettura, insomma, si può fare con qualunque frutto. Però la base diciamo per fare Cioè, questa... in questo caso la base mela perché rimane un po' neutra, perché posso però comunque affermare che
per conto mio la migliore perché non compromette tutti i profumi, ritengo la Golden, la mela Golden. Ok. Anche perché è molto meno acquosa di altre, dunque non devo cucinare tanto per asciugarla e non devo mettere molte cose all'indurimento per fare una frutta, cioè una marmellata che non è marmellata, ma è una cosa che si blocca, no? Contro natura è quello che è, no? E dunque meglio la Golden, per dire, no? O altrimenti vado con quelle che mi combinano, no? Dunque diciamo la mela a pezzettoni, naturalmente il succo di limone, perché il succo di limone è molto importante. Il succo di limone, oltre che tenere bianco, perché sbianca naturalmente, no? Dove lo mettiamo in qualunque prodotto, ma mantiene, se non altro, diciamo, è un buon conservante naturale. Ok, sì. Il limone dà un'acidità, no? Dunque lo zucchero, ecco, non manca lo Sì, zucchero. noi ricordiamo che stiamo facendo una minima quantità giusto Sì, per beh, fare, chiaro, per far chiaro, vedere, chiaro, perché chiaro, insomma chiaro. Sì. normalmente a casa magari Sì, qualcuno sì. prepara un 10-12 vasetti. Sì, bisogna naturalmente e comunque vada a stare attenti a delle regole ben precise, cioè se noi la marmellata la facciamo e la mangiamo non abbiamo nessun problema, mettiamo lo zucchero che desideriamo, non mettiamo niente, questi sono pensieri personali, no? Sì. Però se devo fare una marmellata dove che devo mettere via, Sì, che duri nel perché tempo. duri nel tempo, Ok. ho degli obblighi per il Sì. discorso del botulino. Ho un obbligo di metterci dentro alla frutta almeno il 55% di zucchero. Di zucchero, ok. Diciamo che si consiglia il 60%, ma il 55% può tenere, ecco, non di meno. Se metto di meno devo farla vivere, dopo fatta, devo farla vivere in un frigorifero. Cioè devo tenerla in un posto dove non supera gli 11 gradi di temperatura. Ok, dove non soffre comunque il prodotto. Sì, ok. ecco, Ma è ad esempio, se dobbiamo metterla via nei vasetti, che dobbiamo mantenerli comunque Sì, magari sì. in cantina, Sì, no? sì. O il classico ripostiglio dove Beh, certo, insomma, certo. le accortezze, ad esempio la sterilizzazione dei vasetti. È sempre cioè si vanno a sì, comprare che purtroppo- sono chiusi. Sì, diciamo che di solito loro magari qualcuno ti garantisce sono già lavati, puliti, sì, vabbè, insomma sono impacchettati bene, chiusi quasi sotto vuoto, no? Ma è sempre il caso di dare una sciacquata comunque, no? Anche se sono Sì, puliti, sì, però. certamente. No? All'occhio, Sì, il e botulino poi non si vede. sterilizzarli, c'è una confusione generale perché nessuno spiega mai bene e dunque continua la confusione. Noi siamo obbligati a sterilizzare i vasetti, ma per qualunque cosa che mettiamo via. Sì. La sterilizzazione la facciamo in due momenti soli. Noi possiamo farla nel microonde, Ok. questa sterilizzazione si intende il vasetto vuoto, il vasetto senza tappo, perché se mettiamo il tappo nel microonde, a parte che non va perché il discorso del metallo, no? Sì, Primariamente, giustamente. ma la temperatura cuoce la guarnizione, dopo il tappo non chiude più. Allora nel microonde devo mettere il vasetto vuoto e all'interno qualche cucchiaio di acqua, perché i raggi del microonde lavorano sulle molecole dell'acqua, dunque per sterilizzare, per far calore devono avere un po' d'acqua. Ok. Che non Dunque serve massima pieno, temperatura, comunque. 2 cucchiai, massima temperatura 6-7 minuti, il vaso sterile. E poi col guanto svuoto quel ninin di acqua che sia col calore si asciuga perché evapora, lascio che si intiepidisca, non devo andare a scottarmi perché il vaso rimane un po' sterile. Non è che devo stare lì scottarmi e mettere via, no? No, con calma, aspetto un po', dopo metto via. Oppure nel forno normale, chi non ha il microonde. Forno Ormai normale. sicuramente tutti a casa hanno un microonde, Sì, per ma una metti questione che di uno praticità. per un motivo non ce l'ha, a quel punto nel lì forno. vai a 250 gradi, 7-8 minuti e sterilizzi il vasetto. Diciamo che nel microonde è più veloce comunque. Sì, più veloce. Poi naturalmente invasi dentro il prodotto a caldo. Ah, ok. La marmellata quando è bollente, Poi chiudi, capovolgi il vasetto. Ah, beh, semplicissimo, dai. Però Tutti possono fare. capovolto, ecco, spesso mi capita, no? Chiedo all'assemblea, alle persone, quanto capovolto? La notte, cioè male, perché va capovolto solo 5 minuti, per il semplice fatto che diamo una botta sapevo di calore questo. al tappo che non è stato sterilizzato, no? Sì. Perché il tappo non l'abbiamo sterilizzato, non si può. Allora, girandolo 5 minuti diamo una botta di calore al tappo, poi lo raddrizziamo di nuovo Ok. e lo copriamo con una tovaglia, con qualcosa, perché diciamo che ci sia un lento raffreddamento, perché anche il fatto di pastorizzare a casa non lo possiamo fare comunque, perché la pastorizzazione, cioè quello che dico di solito, così per capirci bene, a 100 gradi non si sterilizza, a 100 gradi non si pastorizza. Cioè 100 gradi io solo cucino.
dunque devo pastorizzare. A casa non lo faccio perché lo si fa oggi nella ristorazione con i forni moderni, dove la pastorizzazione viene fatta a vapore termostatato a 90 gradi, dunque non 100, 90 gradi, per 40-45 minuti. Questo a casa è impossibile. Allora, coprendo questi vasetti gli diamo una pseudo metà pastorizzazione, cioè li facciamo raffreddare con lentezza. Tradotto in cifre povere vuol dire che il vasetto può durare qualche anno in più, ma non questo che ci dà, Boh, no? diciamo. Ma sono dai delle piccole Non serve effetti. fare quantità di marmellata industriale, beh, diciamo chiaro, la verità, chiaro. quando si usa È per chiaro, casa chiaro, bisogna fare chiaro, poco, chiaro. no? E magari Sì, variegare sì, come certo. faremo noi quest'oggi. Certo. No, perché insomma anche a casa quando si apre un vasetto o si mangia, insomma, comunque dopo vedremo anche che ci farai delle crostate, si possono fare delle crostate, si Come possono no, fare molte cose certamente. con le marmellate. E difatti è quello che faremo oggi, no? Ecco. Con la base di pasta frolla faremo delle mini crostatine piccoline dove andremo a mettere queste marmellate con i petali. Magari facciamo qualcuna singola per vedere i bei colori e una con i petali misti, no? Tanto per l'occhio, no? Che anche l'occhio insomma, vuole il suo parte, no? sì, infatti. Ecco. Soprattutto magari per i bambini. Certamente. Adesso andiamo a preparare un po' di pasta frolla che poi andiamo a cucinare. Intanto la marmellata piano piano va Si avanti cuoce da sola. e si cuoce con tranquillità. Quanti minuti andranno qua adesso? Quanto tempo andrà? Diciamo Quanti che minuti? 40 minuti di solito. Solo per fare la base. Sì, solo per fare la base, perché non pensiamo Comunque- di farla in un attimo, un po' di tempo ci vuole, deve indurirsi bene. Adesso c'è questa, non dico la moda, ma si mette la pettina dentro, no? Sì. Cioè, è un po' una piccola fregatura mettere la pettina, perché intanto dobbiamo metterla nel prodotto freddo. Nel prodotto freddo vuol dire che va a indurimento, loro ti scrivono 5 minuti, non è vero mai, no? Ma 20 minuti come minimo. Però a questo punto mi trovo con della frutta cotta indurita, non mi trovo con un buon gusto di marmellata. Che comunque la mela contiene già. Sì, della mela è quella che contiene in più, ma sarebbe il caso di usare a questo punto la buccia, capisci? Dunque, Sì. lavarle bene, usare anche la buccia, tanto poi vado a passare col mix all'immersione e la buccia la distruggo. Dunque, a questo punto ho una pettina naturale senza aggiungere pettine strane, no? Sì. Perché il discorso di sbucciare la mela, sì vabbè, per l'amor di Dio, oggi c'è la paura, pesticidi, veleni, ma ragazzi miei, una mela che vive nel campo senza essere cattivo, che ha subito 20-24 trattamenti, insomma, non penso che siano rimasti all'esterno, no? No. Allora No. penso con serenità a lavare così. Abbiamo preparato la base, adesso Certo. facciamo vedere come assembliamo giustamente Certo, i petri certo. di rosa con la base, Mela. Ricordiamo mela, zucchero e pizzico di limone. limone, sì. Ok? E andiamo a assemblare per riempire le nostre frolle, che sono proline, sì, che sono le mini crostatine, no? ok, che noi abbiamo preparato in precedenza, no, per una Sì, questione di certo, tempo certo, anche. certo. Comunque qui il nostro Ennio ci ha preparato anche la frolla, no? Espressa, diciamo la verità. Ok. Allora in questo caso andiamo a mettere dentro i petali di Quanti salvia. cucchiai hai messo qua tu? ad esempio Diciamo, adesso? diciamo è la quantità è per questa prolina piccola, no? Dunque un mestolino scarso di questi, no? Ok. Poi E un po' naturalmente di- mi regolo secondo la quantità. Sì, perché è bello fare ognuno col suo colore. Qua noi Ennio ne ha già preparato, ad esempio questa qua è con i fiori Di sambuco. di sambuco, Sì. che veramente ha un buonissimo sapore, odore, veramente. Non vedo l'ora di assaggiare le E crostatine. anche il sapore, vedrai. Ah, sì? Sì, stai sicuro. Sì. Che so che questa è la tua Sì. preferita. Sì. Qua sono i petali misti, Ok. naturalmente, no? In questo caso, come abbiamo appena fatto, è la salvia. Dunque è fondamentale avere la base pronta Sì. e la marmellata bollente, no? Già cotta. Perché se noi mettiamo la marmellata fredda non si indurisce la marmellata, quando la tagliamo se ne va in giro dappertutto. Allora la marmellata bollente la mettiamo dentro, lo lasciamo raffreddare E poi al si può taglio- mangiare. sì, E poi si può mangiare, che, è il sì, momento, sì, che è il momento sì. più bello, no? Diciamo la Sì, verità. sì. Ecco, vedi, tanto per capire, no? Tac. Che poi la frolla, ognuno a casa ha la sua ricetta, no? Non è difficile Allora, vedi, fare la frolla. visto che no? dopo noi dobbiamo comunque fare i petali misti, a questo caso, questa ok. qua la metto nei misti, Sì. che alla fine ci fa tutto un lavoro uguale, no? Penso che non la fa diventare vecchia in frigorifero. Ecco. Io sono curioso di assaggiare un po' di marmellata, perché sì. mi stai veramente facendo venire Sì, vedi, questi sono i petali di rosa, È veramente buona, sì. veramente buona. E adesso vedrai che alla fine, dunque, come abbiamo fatto fino adesso e continuiamo ancora, per rifinire, ecco qua, se vogliamo dirgli
chiamarli rimasugli, ma noi non interessa, noi sappiamo che qua sono tutti petali misti, qua sono tutti profumi, là sono singoli E qua tutti. e qua sono tutti quanti Un mix. tutti quanti assieme. Li lasciamo raffreddare, la marmellata diventa bella dura. Eccoli qua. Le marmellate, Diciamo le crostatine con marmellate di... Ecco, base mela naturalmente, con i petali. con i veramente. petali, dunque si può fare di tutto e di più. Facile, E- poco costoso, Sì, diciamo la verità. e poi anche il discorso se dobbiamo fare la classica crostata di casa, quella grande, Sì. no? Per non mettere sempre queste griglie di pasta frolla sopra. Con questi colori qua è già pronta, no? Sì, Prepari la base, metti dentro magari quella con petali misti o quella che fa piacere, lasci che si raffreddi, bella Poi si potrebbe bollente. anche, ad esempio, dividere la crostata in 2 o 3 gusti, nel senso che imbarazzo la Beh, scelta, insomma, dopo le sì, signore a ma casa no, faranno quello che vogliono. sai perché ti cioè può forse andare bene per le persone che vogliono sbizzarrirsi, ma mi ricorda quei famosi piatti con i divisori, sai? Ah, ok, È una cosa ok, che ho sì. sempre odiato, no? Perché devo lì mangiare le cose, là devo mangiare, no? Cioè, sto divisorio, no? È come la pizza a 4 stagioni, dai. Ma sono le tare personali, dai, chiaramente. Eccoci qua. A questo Finito, punto semplice, sì, in poco proprio- tempo. Si ha un piatto Cosa veramente- vogliamo di più? Un dolce veramente Eh sì, particolare. qua è, buono. è un fine buon appetito. Che poi vanno bene anche queste per fare la colazione la mattina. Come no, insomma, come no, come no, certamente. Eccoci qua. Grazie per essere stati con noi A in questo tutti nuovo quanti. appuntamento con Ennio Furlan, lo rivedremo più avanti nelle prossime puntate. Che dire, grazie per sì. veramente questa particolare ricetta che è stata veramente, io penso anche a casa sia gradita. Li aspettiamo, no? Li aspettiamo. Va bene. Saluti. Ciao!